Cari genitori e tutori, vi sto scrivendo per delineare il processo attraverso il quale organizzeremo il nostro ritorno graduale a scuola. Il primo ministro ha delineato alcuni principi di base sui quali abbiamo basato la nostra pianificazione. Le scuole dovrebbero prepararsi a iniziare ad aprire per più bambini a partire dal 1 giugno. Il governo si aspetta che i bambini dell'asilo nido e i bambini di reception del primo anno e del sesto tornino a scuola in gruppi più piccoli. L'ambizione del governo è che tutti i bambini delle scuole primarie tornino a scuola prima dell'estate per un mese, se possibile, anche se ciò sarà tenuto sotto controllo. Per attuare questa strategia apriremo la scuola in modo controllato e misurato come segue. Le modalità di didattica a distanza a casa termineranno alla fine di questa settimana e ricomincerà mercoledì 10 giugno. Ciò consentirà 2 giorni di preparazione, lunedì 8 e martedì 9 giugno. I lavoratori chiave e i bambini vulnerabili continueranno a partecipare. La riapertura graduale inizierà mercoledì 10 giugno. Mercoledì 10 giugno anno sesto più i lavoratori chiave e i bambini vulnerabili. Lunedì 15 giugno anno sesto, primo anno più i lavoratori chiave e i bambini vulnerabili. Lunedì 22 giugno anno sesto, primo anno i bambini di reception più i lavoratori chiave e i bambini vulnerabili. Lunedì 29 giugno anno sesto, primo anno, i bambini di reception e asilo nido, più i lavoratori chiave e i bambini vulnerabili. Lunedì 6 luglio, data possibile per il ritorno di tutti gli alunni della scuola primaria. Quanto sopra detto dovrà essere adeguato alla disponibilità del personale delle singole scuole e alla nostra risposta ai rischi che sorgono durante il ritorno graduale. Potrebbe essere necessario introdurre un limite temporaneo ai numeri per garantire che la sicurezza sia prioritaria. Se il tuo figlio frequenta la scuola come lavoratore chiave o vulnerabile, potrai scegliere che rimanga in questa categoria dalle 8:45 di mattina o alle 15:15 o quando il suo gruppo torna a scuola, se unirsi ai suoi coetanei e frequentare la scuola dalle 8:30 alle 13. In conformità con le linee guida del governo, stiamo riducendo le dimensioni delle classi. Le dimensioni nell'anno sesto, massimo 15 alunni per classe, primo anno massimo 10 alunni per classe, reception e asilo nido massimo 8 alunni per classe. Il governo e la sanità pubblica in Inghilterra non raccomandano agli alunni o al personale di indossare una maschera per il viso, ma possono farlo se lo desiderano e non gli sarà impedito di farlo. Inoltre ci si aspetta che l'uniforme scolastica venga indossata per il resto di questo anno dagli alunni che ritornano e anche dai lavoratori chiave e dai bambini vulnerabili. Stiamo introducendo rigide misure di distanziamento sociale e nuove rotte intorno alla scuola per evitare che gli alunni si incontrino. Gli alunni che deliberatamente e continuamente non seguono il distanziamento sociale verranno rimandati a casa e continueranno con la didattica a distanza. La scuola funzionerà ad un orario modificato per consentire l'ingresso e l'uscita sicuri dal sito e consentire una pulizia regolare e rigorosa. Opereremo un giorno più breve dalle 8:30 alle 13. Il nostro focus educativo sarà sul benessere, l'inglese e la matematica e per i più piccoli la risocializzazione. Come sapete, di solito incoraggiamo i genitori e gli accompagnatori a venire sul posto e interagire con il personale. Purtroppo questo non può più essere applicato né all'inizio né alla fine della giornata. Per favore, lascia il tuo bambino alla mattina alla sua ora stabilita in cui sarà accolto da un membro dello staff. I genitori e gli accompagnatori che raccolgono gli alunni seguiranno lo stesso formato alla fine della giornata. Mi rendo conto che servirà un po' di tempo per abituarsi a queste nuove pratiche, ma so che lo staff e i bambini si adatteranno. Lo fanno sempre. In caso di dubbi, non esitate a contattarmi. Cordiali saluti, Nicola Matheson, capo della scuola.